non sono ancora entrate in vigore, ma le maximulte, prima ancora di esserci, rendono l'automobilista disciplinato. Il decreto legge del Consiglio dei Ministri che riguarda l'aumento delle contravvenzioni nei centri cittadini non è ancora stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale. Al comando dei Vigili Urbani di Treviso nessuna comunicazione è stata ricevuta. Si prevede che le supermulte, le vediamo nella tabella, scatteranno da lunedì. Ma le reazioni ci sono da subito. I vigili vedono maggiore disciplina da parte degli automobilisti che si interessano alla nuova normativa. In centro è già 15 giorni buoni che la gente appena ci vede è preoccupata, ma in tono, a mio modo di vedere, responsabile. Le chiedono informazioni? Sì, se era esecutiva il provvedimento alle 36.000 lire ci chiedevano. Ma tendenzialmente tendono a essere un po' più disciplinati, però il traffico è scarso oggi, nel pomeriggio almeno, questa mattina non so. Grazie. Gli autisti dei mezzi pubblici vedono il traffico cittadino ancora troppo caotico. Qualcuno suggerisce la chiusura del centro alle auto. Questa città, secondo lei, c'è posto per parcheggiare? Beh, dentro la città no. Fuori si possono trovare dei posti adeguati, dopo magari anche con mezzi adeguati come gli autobus, magari fare una spola e portarli dentro e fuori dal centro direttamente. Però chiudere il centro storico però. Ci sono della gente che ancora c'ha la mentalità di una volta che arriva, butta la macchina dove si trova, sia in città che anche fuori, diciamo così. Io la macchina la lascio in Viale Orleans per venire a lavorare. Ma il posto per parcheggiare non c'è e quindi le maximulte, secondo alcuni, non serviranno da tonico per parcheggio selvaggio. Se ne fa posteggi inutili chi metta multe, il problema non è mai risolto. Le multe in definitiva dovrebbero cambiare ben poco. Secondo quanto risulta dalla nostra piccola indagine, non sarà questo nuovo decreto legge a modificare la situazione in città. Ma per avere un primo riscontro bisognerà attendere la vera e propria entrata in vigore. Servizio del 13 marzo 1987 e sono con il comandante della polizia locale del comune di Treviso, Andrea Gallo, che nell'87 aveva 17 anni. Esattamente. Ecco. Quindi... Allora, intanto la prima domanda provocatoria è: super multe, i vigili devono sempre, cioè sono quelli delle multe e basta? Beh, diciamo che tutti pensano che i vigili urbani, chiamiamoli come si chiamavano ancora negli anni 80, fino all'86 quando c'è stata la legge appunto nazionale sulla legge quadro della polizia locale, i vigili urbani sono visti coloro che mettono solo le multe, però non è così, insomma. La polizia locale si è evoluta moltissimo in questi anni e ha abbracciato campi da polizia a 360 gradi, insomma è una forza di polizia, anche se non riconosciuta a livello nazionale tra le forze di polizia, però è cambiato veramente tantissimo. Ovvio che una parte principale anche adesso è il controllo del traffico, quindi anche le sanzioni per i divieti di sosta, per la velocità, quindi una parte del lavoro è anche sul controllo e sull'elevazione di sanzioni amministrative come le multe, insomma. Ecco. Allora con Alessandro invece rivediamo un attimo il servizio solo per rivedere l'immagine, perché non so se il nostro comandante avesse mai visto una Treviso diciamo ancora senza put, una Treviso piena di macchine con il traffico e soprattutto la polizia locale vestita in quella maniera. Rivedendo le immagini del servizio, cosa ha pensato? Beh, sono immagini molto belle, però che vedo per la prima volta. Ricordo che a quell'età là, 87-88, venivo a Treviso anch'io il sabato pomeriggio a farmi la passeggiata, come tanti ragazzini vengono adesso. Certo non c'erano i problemi che ci sono in questo periodo il sabato pomeriggio. Però c'era molto più traffico perché c'era la città... c'era la grande difficoltà a trovare parcheggio, infatti. Quindi... Ma mi pare che questo tema non sia cambiato tantissimo, no? Quello che, no, voglio dire, dicono durante la breve inchiesta, cioè i temi sono rimasti gli stessi. I temi di fatto, diciamo, sono rimasti quelli: trovare parcheggio, le sanzioni che non cambiano alla fine le situazioni, perché bastasse solo aumentare le sanzioni e i problemi si risolvono. Non è così, insomma. Abbiamo visto ad esempio anche per l'omicidio stradale, non è che con quella legge adesso gli incidenti sono scomparsi, anzi tutt'altro. Purtroppo le cronache quotidiane sono di continui incidenti mortali. Allora, torniamo un attimo, ecco, vediamo ancora per un attimo questa città che molta gente magari non ha visto. Mentre, allora, visto che siamo tornati in studio, le faccio vedere un'altra cosa. L'inserto del 17, Francesca, giusto per prepararlo, è un RWM muto, quindi commenteremo insieme le immagini, perché nel nostro archivio abbiamo trovato delle immagini del 1982.
Queste sono immagini del mercato di Piazzale Burchiellati e qui c'è una cosa davvero particolare, cioè i vigili che fanno il sorteggio. Esatto. Che cos'era? Perché... Una volta per l'assegnazione dei cosiddetti precari, nel senso chi ha il posteggio proprio assegnato si posiziona da solo, però i posti rimasti liberi, una volta non c'era la normativa che c'è attualmente, veniva sorteggiato il posto, quindi si dava alla sorte per l'appunto l'assegnazione a chi si presentava come precario. Adesso si va in base all'anzianità e le presenze all'interno del mercato, quindi questa è una pratica che non si vede più, però molto bella vederla perché ad esempio io sinceramente non avevo mai assistito a pratiche del genere. Che cos'è questo? Una pratica di tipo amministrativo, voglio dire? Certo, nel senso quando ci sono dei posti liberi all'interno del mercato adesso si va in base all'anzianità delle presenze nel mercato e quindi l'agente che era addetto al mercato sorteggiava i posti e li dava ai precari che prendevano il numero del posteggio e andavano a posizionarsi. Quindi è un'azione anche quella, un servizio di tipo amministrativo molto, diciamo, fai da te, ma era previsto il sorteggio, quindi non fanno nulla di irregolare, anzi era proprio previsto. No, irregolare immagino di no, però quantomeno singolare. Sì, diciamo non era solo Treviso, ma in tutto il territorio italiano succedeva questo. Sì, succedeva così, cioè il sorteggio, esattamente. Beh, insomma, devo dire che in ogni caso si fa notare come il vigile urbano comunque sia, diciamo così, il riferimento di maggiore prossimità, cioè tra voi e i carabinieri, voglio dire, forse come polizia locale siete più radicali. Beh, la polizia locale sappiamo che è in tutti i comuni per legge, perché è un servizio fondamentale che i comuni devono gestire e garantire, quindi la polizia locale, diciamo, pur non essendo, come dicevo prima, una polizia nazionale, a dispetto di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza e l'ex forestale che è entrata nei Carabinieri, la Polizia locale è radicata in tutti i comuni e quindi diciamo, ha la conoscenza perfetta, capillare di tutto il territorio. Faccio notare, guardando sempre queste immagini, che a quel tempo i vigili erano completamente disarmati, cioè non c'era niente che li potesse come dire, difendere. Certo. Com'è cambiata questa? Perché so che mi raccontavano, è stato anche un momento, diciamo, di grande confronto, l'idea di armare o non armare i vigili. Come l'avete risolta? Allora, so che l'armamento è iniziato nel 2004, quando il comando si è trasferito dal centro in periferia, chiamiamola la prima periferia perché sappiamo che è vicino allo Stadio Tenni, quindi poco vicino alle mura cittadine. Sappiamo che è una decisione dell'amministrazione, quindi ogni amministrazione può decidere se armare o non armare la polizia locale. Questo qui è proprio il comando dove era una volta. Una volta, infatti mi hanno spiegato che c'era il comando vicino al Duomo. Per cui la decisione è sempre un po' sofferta perché c'è chi è contro le armi, quindi vive male l'armamento, però è un deterrente molto importante. Fortunatamente da quello che mi risulta l'arma a Treviso quantomeno non è mai stata utilizzata per difendersi. Adesso invece il taser? Come lo vedete? Beh, il taser dobbiamo ancora partire con la sperimentazione, ancora non c'è l'input di partire per fornire il taser agli agenti, c'è comunque una sperimentazione che per legge deve essere di 6 mesi, però deve essere un regolamento comunale a prevederlo. Ad oggi diciamo... Secondo voi, secondo lei, comandante, il taser serve veramente? Allora, in certe situazioni sicuramente può servire, però fortunatamente Treviso è una località decisamente sicura, non ha episodi di violenza importante, quindi può essere importante in certe città molto problematiche, anche nel Veneto. Insomma, io so che Venezia ha adottato il taser, Udine lo ha adottato, però i colleghi comandanti mi descrivono situazioni molto violente, molto pericolose, quindi se ci fosse necessità credo che il comando sarà pronto anche per questo. Senta, ma secondo lei la violenza nei confronti della polizia locale è aumentata, è sempre stata? Perché a vedere i vigili urbani di quel tempo, insomma, voglio dire, una cosa molto più tranquilla, molto più... Adesso a vedere voi in azione, insomma, vi vediamo il sabato in giro per la città e non solo, cani antidroga, le cose... Cioè, è cambiato veramente molto. Ah, ecco, questa gliela volevo far vedere perché sono i chips, una volta c'era il telefilm negli anni 80. Certo, me lo ricordo perfettamente. Ecco, il Falcone, devo dire, immagini che raccontano... Però, ecco, ad esempio in questo caso l'agilità forse non era proprio... Sì, diciamo che credo che lei sia un esperto di questa moto, giusto? Sì, ecco. Il Moto Guzzi. Esatto. Allora sì, abbiamo ancora le Moto Guzzi, ma sono lasciate in garage, ne abbiamo
presa una e messa in entrata, in Sì, comando, infatti. perché le persone che entrano vedono insomma, che abbiamo anche dei cimeli quasi storici. Adesso abbiamo adottato le Suzuki, che sono molto più prestanti, molto più agevoli, possono andare anche in terra sterrata, in ambito sterrato, quindi sono molto più facili da utilizzare, tant'è che abbiamo anche delle donne motocicliste. E Treviso è stato anche tra i primi comandi ad avere le donne motocicliste. Mi raccontavano che già nel 2004-2005 c'erano le prime 2 donne che guidavano la moto, quindi Treviso è un po' pioniere anche da questo punto di vista. E biciclette? Biciclette venivano utilizzate anche tanti anni fa, mi dicevano, anche per andare ai mercati, venivano utilizzate biciclette per andare... Adesso glieli faccio proprio vedere. Ecco. L'insetto è il 19, Francesca, gli facciamo vedere al comandante i vigili al mercato ortofrutticolo, perché un altro degli elementi che caratterizzava il vigile urbano di allora era proprio il controllo. Qui siamo al mercato al mattino, al mercato ortofrutticolo dell'Estiore, e poi c'è la presenza dei vigili. Ecco, in quel caso lì cosa serviva? Ecco, mi raccontavano che c'erano 2 agenti proprio predisposti a questo servizio che alle 4:30, 5 del mattino, eccolo là, con la bicicletta girava per controllare che tutto fosse in regola, nel senso anche le pese che fossero regolari. Diciamo che il compito della polizia locale è anche la polizia annonaria, quindi il controllo che i mezzi utilizzati per pesare le merci fossero tarate in modo corretto, ecco. Questo era uno dei controlli da fare. Ma tutto questo adesso non c'è più, oppure continuate ad avere questo tipo di controlli e poi c'è, diciamo così, la sicurezza del territorio? No, questi controlli al mercato ortofrutticolo non li facciamo più perché non ci vengono più richiesti, e comunque a campione possiamo farli, non è che questa competenza sia completamente scomparsa. La nostra presenza nei mercati comunque è garantita in tutti i mercati della città. Sappiamo che in Centro Treviso ci sono 2 mercati molto frequentati, il martedì Ma e in quel sabato. caso lì, più che fare il controllo, diciamo così, delle merci, fate proprio anche il controllo. Voglio dire, io oggi sabato vi vedo, c'è la presenza per evitare gli scippi, per evitare problemi di ordine pubblico. È un controllo a 360 gradi, però controlliamo anche che le merci siano esposte correttamente con il prezzario ecco, corretto, e anche che siano merce che abbiano la marchiatura corretta, quindi non è proprio che controlliamo solo la sicurezza, che c'è, che ci sta, abbiamo anche servizi in borghese ovviamente, però devo dire che tutto sommato episodi di scippi o di altro genere di violenze o nei confronti degli utenti che frequentano il mercato non ci sono, però garantiamo sempre il servizio. Anticipiamo prima della pubblicità un'altra serie di immagini che vorrei commentare con il comandante. L'inserto è il C21, perché qui le faccio vedere nell'82 praticamente c'erano i vigili di quartiere. Qui siamo al quartiere, al Gescal, per chi conosce, nella zona vicino al Prato della Fiera, per intenderci. Zona, qui la vediamo ancora non in costruzione, adesso è completamente diversa, e lì oltre ovviamente ai ragazzi, ai ragazzini eccetera, c'era una serie di vigili di quartiere. Ecco, vigili di quartiere ci sono ancora, non ci sono ancora, un'esperienza che si è conclusa? No, non si è conclusa assolutamente, i vigili ci sono, ovviamente la sede viene aperta solo in certi orari, purtroppo la gente non utilizza più il contatto con il vigile per esprimere i problemi. Diciamo che lo sportello adesso sono i social, quindi Facebook, purtroppo dico anche perché spesso siamo costretti noi a rincorrere le notizie sui social perché la gente non si rivolge all'agente di polizia locale, quindi l'ufficio spesso rimaneva vuoto senza persone che si presentavano a in qualche modo segnalare esposti o segnalare i problemi del quartiere, e quindi abbiamo preferito che gli agenti andassero in strada per incontrare la gente, quindi lo sportello anziché essere in ufficio viene portato in strada. Un po' come stanno facendo adesso questi? Esatto, quindi il contatto con il cittadino, tant'è che abbiamo infatti creato il nucleo di contatto urbano, quindi contatto con il cittadino. Cioè, cosa vuol dire? Voi avete sempre degli agenti che girano e che entrano solo nei negozi? Esatto, abbiamo creato proprio il contatto urbano anche giocando sulla parola contatto, nel senso contatto significa vicinanza, ma anche contatto, cioè con un approccio diverso nei confronti del cittadino. Quindi se il cittadino non va
all'agente di polizia locale deve essere l'agente che si deve avvicinare, tant'è che proprio negli ultimi mesi abbiamo adottato un nuovo metodo: entrare nei pubblici esercizi, nei negozi, chiedere se ci sono problematiche e registrare le problematiche all'interno di un portale e indirizzarlo poi agli uffici preposti per risolvere questi problemi segnalati. Guardando queste immagini, secondo lei governare, cioè comandare la polizia locale di quel tempo di Treviso era più o meno difficile di adesso? Beh, è sempre difficile comandare un comando, non è che sia più facile o più difficile. Certo che i problemi di adesso sono decisamente diversi rispetto a quelli di 30-40 anni fa. Già il profilo di agente di polizia locale di adesso è completamente diverso rispetto a quello di 30-40 anni fa. Perché? Perché è cambiata la società. Poi il Covid purtroppo ha azzerato determinate, anzi ha creato nuove problematiche, ha azzerato alcune e creato nuove problematiche. Ok, allora adesso ci fermiamo un po' per un po' di pubblicità, sono già passati i primi 20 minuti. Dopodiché riprenderemo parlando anche del rapporto, perché riprenderemo con un piccolo servizio in cui si parlava addirittura dei vigili che sono andati in vertenza col comune di Treviso per il rinnovo del contratto, forse lì c'erano già le prime avvisaglie del cambio di missione. Ma subito dopo la pubblicità. Rapporti ancora congelati tra Comune di Treviso e Vigili Urbani al termine dell'incontro tenutosi questa mattina a Casugana tra gli assessori Alfieri e Zanini e le rappresentanze sindacali in merito alla nota avvertenza che da qualche settimana tiene in agitazione il corpo dei vigili. Il sindacato critica duramente l'amministrazione che si è dimostrata indisponibile, così si legge in un comunicato, a qualunque immediata iniziativa per migliorare il clima dei rapporti con il personale. Delegati di reparto e sindacato rilevano alquanto grave il comportamento dell'amministrazione che continua a negare, si legge ancora in questo comunicato, l'importanza dei punti proposti dalla piattaforma sindacale. Parole dure come pressapocchista, superficiale ed arrogante, usate contro l'amministrazione, danno la misura del tipo di rapporto venutosi a creare fra questi due fronti. Confermato ovviamente sia lo stato di agitazione che il blocco totale dello straordinario in un'avvertenza che secondo il sindacato si apre solo ora. 14 luglio 1986, telegiornale, qui si parlava dell'avvertenza, ma allora raccontiamo, i vigili sono del comune, cioè non è che sono stipendiati dallo Stato? No, sono dipendenti comunali, purtroppo sono ancora inquadrati come personale amministrativo. È un po' quello che dicevo, non siamo riconosciuti come polizia a livello nazionale, quindi abbiamo un contratto come fossimo degli impiegati amministrativi e su questo la polizia locale a livello nazionale sta combattendo una battaglia perché ci sia un contratto solo per i dipendenti di polizia locale. Perché indubbiamente è cambiato il vostro ruolo, insomma, in tutti questi anni. Beh, noi facciamo polizia a 360 gradi, nel senso che facciamo la polizia giudiziaria, la polizia stradale di cui abbiamo parlato, la pubblica sicurezza ausiliaria, in ausilio, ripeto, alle altre forze di polizia, quindi facciamo compiti anche di una certa importanza, ma non solo importanza, ma anche rischio, tant'è che le persone sono armate, sono dotate di spray antiaggressione, di body cam che registra eventuali comportamenti che possono sfociare sul penale, per cui insomma... È cambiato il mondo, via. È cambiato il mondo e quindi abbiamo dovuto adeguare anche l'uniforme degli agenti a quelle che sono le esigenze che di adesso. A proposito di uniforme, le faccio vedere l'inserto Alessandro e Francesca è il C21, ricordiamo Alessandro Ganziera e Francesca Pezzo in regia, ottima regia come sempre, insostituibile per le nostre puntate della nostra storia. Ecco le immagini dei vigili urbani, qui diciamo nel secondo compito importantissimo che è quello della gestione del traffico. Della gestione del traffico. Ecco, guardando questa divisa cosa le viene in mente? Beh, è una divisa che ha fatto il suo tempo, nel senso che adesso sarebbe improponibile presentarsi in questi modi. Non che fosse una divisa sbagliata o non elegante, però adesso abbiamo solo divise operative, quindi con cinturone, dotate di manette, dotate di fischietto perché quello non deve mai mancare, dotato di coltellino perché se serve per aiutare le persone, ad esempio una persona che è bloccata in macchina in un incidente per sbloccare, ecco che il coltellino può servire per quello. Lo spray antiaggressione, la body cam che ripeto è una telecamera dotata di una telecamera appunto che si attiva quando la gente in qualche modo si sente in pericolo e quindi registra tutto quello che succede intorno
registrando immagini e anche audio. Per cui è una divisa completamente diversa rispetto a quella che vediamo. All'epoca per questo tipo di ruolo e di compiti e funzioni andava benissimo anche quella, insomma, ecco. Certo che vedere tutto questo traffico nel PUT, città, che non è il PUT praticamente, cioè la circolazione interna e esterna certo. Fa un po' pensare, insomma, a questa città. Viste così le immagini, il traffico oggi con questa gestione diversa è più gestibile dalla vostra parte, oppure è sempre un gran problema quando ci sono forti assembramenti? Il problema del traffico si è risolto sicuramente con il PUT, ci sono semafori intelligenti che quindi comprendono, diciamo così, quando il traffico aumenta e quindi si adeguano anche con i tempi. Certo, il problema qual è? Che quando succedono incidenti stradali che bloccano il PUT o comunque strade importanti con tanto traffico, riuscire a sbloccare significa mandare almeno 2 o 3 pattuglie che possono in qualche modo far defluire il traffico nelle strade vicine. Insomma. Però guardando queste immagini non è che ci venga in mente un'altra cosa, che una volta le automobili erano più piccoline, forse occupavano meno spazio, adesso per forza devi fare dei sensi unici perché le macchine sono così grandi. Certo, infatti vediamo tutte macchine abbastanza voglio dire, adesso rispetto ai SUV di oggi, e qui io l'ho tirata lunga perché volevo farle vedere questa immagine, cioè credo che sia ormai veramente da museo un'immagine del genere. Certo. Le vigilenze con la gonna. Con la gonna viene indossata praticamente solo durante certe cerimonie, quindi ormai, come questa dicevo prima, la Giuliana dal Pozzo, quindi una colonna portante del comando di polizia locale di Treviso, esperta in viabilità, infatti era proprio in mezzo all'incrocio come vediamo in queste immagini. Lei è proprio tagliata, perché io me la ricordo da sempre. Da sempre lei sta seguendo la viabilità, è la responsabile dell'ufficio viabilità, manifestazione e ordinanze, quindi ripeto è veramente una colonna portante del comando e sarà molto difficile sostituirla quando deciderà di andare in pensione. Senta, io adesso invece parlando di viabilità le faccio vedere un servizio, intanto ce lo prepariamo, è il C26 per la regia, ed è diciamo così anche un compito di istruzione, di insegnamento. Il servizio è sicurezza sulla strada ai bambini, siamo nel 1990 e si parla proprio di, come dire, di prevenzione del sapere andare per strada. Vediamo insieme il servizio. Oggi a Strega, in occasione dell'apertura della 46esima conferenza del traffico e della circolazione, sarà consegnato il premio internazionale per la sicurezza stradale. Il riconoscimento è stato attribuito anche alla nostra regione, unico ente pubblico a ricevere il premio, per le iniziative promosse a favore di una maggiore educazione e da un più prudente comportamento dei bambini e dei giovani rispetto ai rischi della strada. Il premio viene consegnato in concomitanza con la settimana della sicurezza stradale, promossa dal 1 al 7 ottobre dalla Commissione Economica Europea dell'ONU. Il Veneto, proprio in quest'ultimo periodo, ha compiuto un notevole sforzo per far crescere atteggiamenti più consapevoli e prudenti rispetto alla circolazione e rivolto a 2 particolari categorie. Innanzitutto a bambini delle prime classi della scuola dell'obbligo, che sono certamente i più indifesi. A tutti gli alunni della prima e seconda elementare sono stati consegnati opuscoli e materiale didattico per insegnare come evitare situazioni di pericolo. Sono state inoltre promosse manifestazioni e giochi per provare sul campo gli insegnamenti appresi. Una seconda iniziativa è stata rivolta ai giovani con particolare riguardo ai neopatentati. Secondo le intenzioni dei politici regionali, quella della sicurezza sulle strade è un terreno su cui il Veneto intende continuare ad impegnarsi e per il quale è stata varata una specifica legge che finanzia campagne stradali. Potrebbe andare benissimo anche a oggi questo servizio. Questo è assolutamente attuale, tant'è che comunque la Polizia Locale di Treviso, ma so anche gli altri comandi della provincia, si impegnano tutti gli anni con le scuole, partendo anche dai più piccoli, dalle scuole elementari, ma anche dall'asilo noi facciamo. E portiamo queste persone a provare sul campo. Abbiamo un campo scuola aperto da un paio d'anni dopo il Covid, vicino allo stadio, con i segnali, i semafori, un po' quello di San Parisio. Esatto, per cui è molto apprezzato, tant'è che alcuni comuni dell'Interland chiedono di venire proprio a Treviso usando quel campo scuola di educazione stradale, perché è veramente molto efficiente. Ma è difficile spiegare le regole della viabilità ai bambini?
o è più facile ai bambini rispetto agli adulti? Beh, dipende come lo si spiega. Deve essere un gioco per i bambini, perché altrimenti mettersi lì a spiegare le regole del codice della strada significa perdere subito la loro attenzione. Io ho dei collaboratori molto validi che sono ormai esperti perché da anni che vanno nelle scuole e quindi sono anche entusiasti nel vedere i bambini che chiedono, che continuano appunto a chiedere come si fa in quel caso, come si affronta un incrocio, cosa significa quel segnale, perché c'è quel simbolo nel segnale, quindi tornano in comando forse più entusiasti dei bambini, insomma, alla fine. L'altra domanda è, ma noi invece adulti, noi che ormai abbiamo anche una certa età, sappiamo leggere i segnali stradali oppure ce li dimentichiamo o addirittura qualcuno non li conosce proprio? Io credo che purtroppo mi ci metto dentro anch'io, perché ho fatto la patente ancora nell'88 a 18 anni e mi rendo conto che io lo faccio per professione, quindi ripasso sempre il codice della strada, però i miei coetanei se chiedo qualcosa cascano dal pero, diciamo così, ed è per questo che abbiamo voluto fare quest'anno degli incontri per tutti, abbiamo detto per gli anziani e i pensionati, ma poi aperti a tutti per un ripasso delle normative base del codice della strada. C'è chi ha fatto la patente col vecchio codice e non sa minimamente quali sono le norme attuali, quindi l'ideale sarebbe di fare un esame ogni tanto per rinfrescare un po' le memorie. Insomma, un corso d'aggiornamento. Un corso di aggiornamento obbligatorio, perché tanti che devono svoltare a sinistra si mettono ancora a destra e poi entrano nel passo carraio. Questo è uno degli esempi, perché faceva parte di una vecchia regola del vecchio codice della strada. Quindi bisognerebbe riprendere in mano il codice e fare una ripassata ogni tanto. Insomma, guardando il passato con i ragazzini a San Parigi, vedendo il presente, il futuro deve essere formazione per tutti, formazione continua anche nel mettersi al volante, insomma. Direi proprio di sì, formazione, sensibilizzazione e andare nelle scuole importantissime. Lei nell'80, dicevamo prima, nell'86 aveva 16 anni, ma in motorino è riuscito ad andarci almeno un paio di volte senza usare il casco? Come dicevo, no, nel senso che i miei genitori hanno optato perché usassi sempre la bicicletta e l'ho fatto volentieri, quindi non ho potuto fruire del periodo in cui non si doveva portare il casco. Tanto è vero che adesso vi facciamo vedere questo servizio che è del 17 luglio dell'86, quando praticamente ci fu la svolta, ovvero arrivò l'obbligo del casco per chi andava in motorino. Vediamo il servizio e lo commentiamo con il comandante. Ultimo giorno di circolazione a testa libera per i motociclisti. Da domani, infatti, entrerà in vigore l'obbligo del casco, precisamente dal 24 di oggi. Abbiamo più volte parlato di questa importante novità per la sicurezza stradale. Si calcola che ci sarà una diminuzione di morti del 30%. Ma come hanno reagito i motociclisti alla legge? Molti giovani hanno dichiarato che venderanno la Vespa o la moto di piccola cilindrata perché giudicano scomodo viaggiare in città per piccoli itinerari. Sceglieranno casomai i motorini, quelli senza targa, per i quali non è obbligatorio il casco se si è maggiorenni. Altri sono rassegnati, porteranno il casco e basta. A giudicare dalle immagini che abbiamo ripreso ieri in città, non sono molti quelli che hanno deciso di anticipare i tempi. La stragrande maggioranza, come si può vedere, ha lasciato il casco a casa. Se lo metteranno? Certamente, dice il vigile, lo indosseranno. Adesso si stanno sfogando, è come una reazione, una specie di ultima libertà. Poi si adegueranno, anche se sono molti quelli che ancora non hanno comperato l'importante accessorio. Dalla mezzanotte comunque la legge dovrà essere rispettata, pena la multa, come spiega il vigile. Le multe come sono? Le multe sono previste da anche 50.000 lire, il sequestro del veicolo a seconda dell'infrazione commessa. Se è il ciclomotore viene sequestrato il veicolo. Se invece si tratta di motociclette va da 50.000 in su. Quindi saranno salate? Saranno purtroppo salate. E voi come sarete? Rigidi, buoni? Come? Ma credo che saremo sempre il solito vigile urbano. I primi giorni ci sarà comprensione e tolleranza, poi la severità diventerà inevitabile. Meglio comunque non rischiare. Vedere questo servizio? Beh, diciamo che questo è stato un cambio epocale sicuramente, ma io sono certo che alla fine tutti si sono adeguati alla normativa. Date la mano, sappiamo che l'uso del casco significa salvare molte vite. Quindi fa strano però vedere la gente in giro per Treviso senza casco. D'altra parte era l'ultimo giorno, quindi le persone devono sfruttare questa libertà che però abbiamo capito essere una libertà fine a se stessa. Il casco serve e quindi è giusto indossarlo, peraltro molto bene, perché tanti purtroppo alcune volte si vedono che indossano il casco ma non allacciato correttamente. Quindi... Secondo lei ha aiutato di più, cioè
mi sono sempre chiesto, è più come dire, pericoloso girare senza casco o è più pericoloso adesso girare con la moto in genere, perché il traffico o chi guida l'auto è distratto e quindi che tu abbia il casco o non ce l'abbia ti c'entra comunque? Oddio, la moto è un mezzo, innanzitutto che si guida sempre molto volentieri. Io avevo uno scooter, quindi lo utilizzavo sempre molto volentieri. Però sempre con Però bisogna avere gli occhi per tutti, nel senso che spesso purtroppo il conducente, soprattutto in questi ultimi periodi, che fa di tutto fuorché guidare e stare attento alla guida, spesso non si accorge dell'arrivo del motociclista o dello scooterista o del ciclista, ad esempio. Per cui bisogna, chi guida questi mezzi a due ruote deve avere occhi per tutti, non solo per se stesso ma anche per vedere se gli altri lo hanno visto, perché purtroppo non capita così molto frequentemente. Ad esempio vi capita mai che vi segnalino? Perché ad esempio non so, mi è capitato una volta, passa uno che probabilmente si era dimenticato il casco, nel senso che il sovrapensiero non se l'era proprio messo, no? E subito c'erano quelli che gli suonavano, gli facevano i sage, certo. Faceva strano, no, vederlo, come dicevo prima. Guardi, le racconto un aneddoto. Quando lavoravo a Caorle, che una collega era uscita per fare il controllo soste e, non abituata perché era sempre in ufficio, è partita con lo scooter senza casco. Quindi l'abbiamo chiamata di continuo tramite la radio e c'erano già le prime segnalazioni al telefono di una vigilessa che stava girando per Caorle senza casco. Quindi è stata una cosa su cui poi un po' scherziamo quando ci ritroviamo tra ex colleghi e che ripercorriamo quell'episodio particolare, insomma. Senta, poi un'altra cosa, voi verificate, oltre naturalmente il traffico, le multe e quant'altro, verificate anche la condizione dei mezzi, perché so che addirittura non so a Treviso, ma a Spresiano ci sono questi nuovi come dire, semafori intelligenti che ti controllano tutto. Attraverso la targa sanno se hai fatto la revisione, cioè la tecnologia proprio ti controlla al 100%. Sì, il Grande Fratello ormai controlla tutto, non abbiamo semafori di questo genere a Treviso. Però a Spresiano glielo garantisco perché mi hanno fermato. Sì, no, certo. Non metto dubbio che in certi altri comuni ci siano dei sistemi di questo genere. È giusto sia così, perché io non mi ero reso conto, lo scooter, la Vespa era fuori revisione, mi hanno fermato e mi hanno detto guardi che lei guardi che l'assicurazione l'ho fatta, il bollo l'ho posto. Sì, ma guardi, questo l'ho posto. Però guardi che lei è fuori revisione. Come? E loro l'avevano vista tramite la targa, incredibile. Certo. Abbiamo sistemi comunque analoghi anche a Treviso, cioè abbiamo il cosiddetto Targa System, che è un lettore targhe, per cui rileva subito quando una macchina è senza revisione, quando è senza assicurazione, o addirittura viola l'Euro 4, Euro 5. Quando sappiamo che c'è il blocco delle auto, questi sistemi riescono anche a rilevare se ci sono auto che stanno circolando in divieto rispetto all'euro classificato in quel veicolo. Adesso io le faccio vedere il servizio, Francesca, è il C24, è del 91 e le faccio vedere come facevamo una volta le revisioni alle macchine. Mentre il prezzo della benzina, pur con le minime oscillazioni degli ultimi tempi, continua a mantenersi invariabilmente alle stelle, è stato reso più intenso anche il controllo dei veicoli, ai fini di una maggior sicurezza per la circolazione. A questo scopo, in armonia con le direttive comunitarie, con decreto del Ministro dei Trasporti, è stata prevista per il 1991 la revisione delle seguenti serie di veicoli: autobus, autoveicoli, rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, autovetture, motocarrozzette da piazza o da noleggio, autoambulanze, fatta eccezione per quei mezzi matricolati successivamente al 31 ottobre 1990. Dovranno sottoporsi invece a revisione le autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1980, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a collaudo dal 1987 in poi. Infine, revisione per autoveicoli ad uso speciale, autocaravan di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e motoveicoli a 3 ruote immatricolati entro il 1985, fatta eccezione per quelli collaudati dal 1988 in poi. Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate secondo scadenze che vediamo in tabella. Per gli eventuali trasgressori è stata prevista una sanzione amministrativa ed il ritiro immediato della carta di circolazione. Nella nostra provincia, è utile ricordarlo, le revisioni verranno effettuate previa prenotazione.
Adesso rivedere questo servizio? Beh, una preistoria mi fa, diciamo, purtroppo ridere, perché mettersi in coda con quelle file lì significava veramente perdere tutta la giornata per fare la revisione alla propria macchina e magari non passava neanche alla revisione. Adesso fortunatamente si va in carrozzeria, nelle officine che sono autorizzate dalla motorizzazione. E poi ci sono degli strumenti diversi. Adesso è tutto computerizzato, l'ispettore si abbassava e guardava così sommariamente se c'erano problemi. Adesso è tutto computerizzato, per cui la macchina viene controllata da un computer non diviso dall'ispettore, e c'è il collegamento immediato alla motorizzazione, quindi rilascio immediato della certificazione. Insomma. Ecco, questo aumenta sicuramente la sicurezza dei veicoli? Decisamente, una revisione fatta compiutamente, in modo serio, in regola, significa mettere sulla strada veicoli che sono sicuri. Quindi è assolutamente indispensabile rispettare le scadenze e portarla alla revisione. Purtroppo ci sono tantissimi che si dimenticano, hanno proprio dimenticanza. Io dicevo uno che ha fatto uno scooter, perché hai talmente tante cose che queste cose qui poi ti scivolano via, quindi è importante che per diversi la tecnologia. Allora, mentre stanno andando i titoli di coda, che noi li lasciamo andare, riesco a incastrare, perché è giusto far vedere, il servizio del C25, perché abbiamo parlato di revisione, abbiamo parlato di traffico, abbiamo parlato di tutto. Nell'87 però non a Treviso, a Mestre cominciavano a utilizzare l'opacimetro, che è sostanzialmente quella macchina che serve per misurare i fumi, quindi lo smog, un tema che appunto dicevamo nell'87 iniziava ad essere importante e adesso è diventato fondamentale, PM10 eccetera eccetera. Vediamo insieme il servizio, grazie. Un passo avanti nella misurazione del tasso di inquinamento nell'aria. Il servizio che sta per andare in onda, realizzato dalla nostra redazione di Venezia, ci presenta l'opacimetro, uno strumento che rileva l'inquinamento da gasolio per auto. Macchine a rischio, le più inquinanti, soprattutto le Ritmo, le Fiat Uno, comunque gran parte di quelle che vanno a gasolio. Il fumo che esce dal tubo di scarico delle vetture e dei camion a diesel contiene quantità di zolfo molto elevate. È bene allora che gli automobilisti con auto a gasolio e camion si mettano in regola, facciano pulire filtri e iniettori. È in agguato l'opacimetro, un aspirafumo in grado di mandare in revisione centinaia di veicoli. Stamattina l'apparecchio è entrato in azione. I vigili urbani di Mestre hanno piazzato in via Forte Marghera. Ecco la prima macchina sottoposta alla prova, un paio di accelerate per fare la media dei valori. Il verdetto non è dei più confortanti, i valori di azoto sono molto alti, superano il 70%. Scatta allora la penale. Sentiamo in cosa consiste dal comandante dei vigili urbani Riccardo Rienzi. Chi non è in regola subisce una sanzione penale, perché la legge, come tutte le leggi in materia di inquinamento, hanno conservato ancora dopo numerose depenalizzazioni il carattere penale, proprio per l'importanza che il legislatore annette al fenomeno dell'aria pulita, dell'acqua pulita, eccetera. Subisce inoltre un sequestro del veicolo, che peraltro viene lasciato in custodia giudiziale allo stesso conducente, che può circolare per le operazioni di riparazione, cioè di messa a punto degli iniettori della pompa che immette il gasolio nei cilindri, e per la successiva operazione di revisione che deve subire per essere ispettorata la motorizzazione. Una volta ottenuta la revisione con esito regolare, potrà ottenere anche il dissequestro del veicolo dal pretore. Chi si imbatte nell'opacimetro è praticamente perduto. Sembra infatti che non ci siano vetture e camion in regola. La legge, che prevede l'uso appunto di questo strumento per il controllo dell'inquinamento, è del 66, ma in più di 10 anni le case automobilistiche non è che abbiano costruito vetture più pulite. A Mestre e a Marghera di opacimetri in giro se ne vedranno ben 5. Beh sì, ci siamo messi un po' a ridere mentre vedevamo il servizio, perché è cambiato tutto. Fortunatamente, come dicevamo prima, per le revisioni i fumi vengono controllati in fase di revisione, ovviamente. Mi pare molto strano che si parlasse addirittura di penale, quindi veramente stiamo parlando della preistoria. Però la sensibilità anche del cittadino è cambiata, perché lì uno passava, non si creava il problema se non perché ti fermavano, ti facevano questi controlli. Adesso invece... Oggi la mentalità sull'ambiente è decisamente cambiata, quindi c'è molta più attenzione per appunto l'ambiente, quindi non solo l'inquinamento dei veicoli, l'inquinamento in generale, insomma anche di riscaldamenti, che credo sia forse il problema principale da risolvere. Sì, devo dire poi, qui parliamo di opacimetri e adesso invece noi abbiamo le tabelle Euro 4, ognuno sa più o meno che euro ha della propria macchina, quindi c'è molta più attenzione.
Giusto per rispondere alla domanda che abbiamo messo all'inizio, polizia locale, amministrativi o operativi, cosa dobbiamo rispondere per il futuro della polizia locale di Treviso, ma in genere italiana? Dovremmo chiedere al legislatore cosa vuole fare della polizia locale. Volete una polizia amministrativa o operativa? Però se volete operativa, a quel punto dovremmo diventare una polizia come tutte le altre forze di polizia, quindi con tutte le prerogative di una forza di polizia. Quindi non lo decidiamo noi vorremmo essere operativi, quindi essere equiparati a tutte le forze di polizia. Ma allora in quel caso sempre con un riferimento al comune oppure un corpo dove dovrebbe esserci una direzione nazionale? No, possiamo anche essere una forza di polizia locale, quindi legata al comune, ma con le prerogative e le possibilità di intervento che hanno tutte le forze di polizia. Le faccio un esempio. Noi ad esempio, ripeto, quando fermiamo una macchina non sappiamo se la persona che la guida o le persone che sono all'interno di un veicolo sono delinquenti, hanno precedenti penali, perché non possiamo accedere alla banca dati del Ministero degli Interni. Sa quanti milioni di persone all'anno la polizia locale in generale in Italia ferma? Quindi potremmo veramente creare una banca dati per la sicurezza nazionale, se fossimo però equiparati alle altre forze di polizia. Grazie, abbiamo capito insomma quale deve essere il futuro. Grazie al comandante Andrea Gallo, grazie a tutti voi per l'attenzione. Si chiude qui questa puntata della nostra storia, come sempre appuntamento alla prossima settimana.